Domani grande assemblea sinodale a Chiavari, il desiderio che il percorso comune di questi mesi si consolidi e prenda a cuore le esigenze della popolazione, il primo frutto del cammino a Rapallo. Il Papa chiede alle multinazionali dell'energia una strategia globale che offra sicurezza energetica e promuova lo sviluppo umano integrale. Questa mattina intervento al simposio in Vaticano. Affidiamoci alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo, l'invito del Vescovo in occasione della festa del Sacro Cuore celebrata nella Chiesa dei Padri Oblati a Chiavari. Sestri Levante al voto per eleggere il sindaco, urne aperte domani dalle 7 alle 23 per 17.149 elettori sestresi. Al termine lo spoglio elettorale in diretta su Telepace 1. La fiaba Un amore infinito di Carla Rampini ha vinto il 51esimo premio letterario Hans Christian Andersen di Sestri Levante. Il racconto celebra l'amore capace di superare anche le rigide regole della matematica. Sfilata e mostra per la conclusione di un anno di corse al Circo Lacri-Fanin di Chiavari, un riconoscimento speciale a Suor Adalgisa Trufelli e a Duilio Citi per l'impegno profuso nel volontariato. Pallanuoto la Chiavari sconfitta 11-5 dal T-Group Arechi nella gara 1 dei play-out, le speranze di rimanere in Serie A2 affidate alla gara di ritorno sabato prossimo a Salerno. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura l'attesa della grande assemblea diocesana convocata per la giornata di domani a Chiavari dal Vescovo Alberto Tanasini. Alle 17:30 nella cattedrale di Chiavari si terrà il momento culmine del percorso durato circa 2 anni. In questi giorni vi abbiamo presentato alcune fotografie del territorio emerse dalle riflessioni e dai tavoli ai lavori sinodali, con l'intento di dare impulso ad una Chiesa sempre più vicina alle esigenze delle persone. Oggi completiamo il quadro proponendovi una sintesi di quanto emerso a Rapallo. Come è iniziato il cammino sinodale nell'ambito di Rapallo? Ma a dire la verità, noi ci siamo mossi un po' più in ritardo rispetto ad altri ambiti, perché 2 anni prima i nostri parroci, hanno pensato di approfondire l'Evangelii Gaudium, su cui si basa poi il lavoro dei tavoli. Quindi abbiamo passato il primo anno, 2 anni fa, a sentire vari ascolti anche ambito parrocchiale, e poi in seguito quest'anno ci siamo dedicati ai tavoli, ci siamo divisi in 5 ambiti, 5 gruppi, e così ognuno indipendentemente ha portato avanti l'ambito di un gruppo. Com'è stato questo modo di lavorare? È stato un modo proficuo? Ma io ho partecipato al tavolo dell'abitare ed è un'esperienza che ho trovato molto positiva, perché abbiamo affrontato insieme tematiche molto varie, anche non prettamente di ambito religioso, quindi da quel punto di vista era molto anche coinvolgente. Per me ha rappresentato una grande novità legata al camminare insieme fra le comunità, e questa è stata anche già un frutto che noi abbiamo potuto sperimentare nel cammino fatto durante questo anno per una realtà come Rapallo. Un desiderio di camminare insieme che già un po' si è tentato di fare in questi ultimi anni, penso all'esperienza della Via Crucis cittadina, del Corpus Domini, alcune esperienze legate anche ai cori riuniti. Però c'è questa esigenza di comunione che va anche oltre, aspetti prettamente formali, ma un po' più legati al desiderio e alla sostanza. E il trovarsi intorno a un tavolo con persone appartenenti a parrocchie diverse, con storie diverse, età diverse, ha rappresentato per me e anche certamente per altri un motivo di grande ricchezza. E ora qualche dettaglio in più sul programma della giornata di domani. Dalle 17:30 sarà possibile seguire anche attraverso Telepace al canale 15 l'evento che si celebrerà in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, la cerimonia conclusiva del cammino sinodale. Un momento di festa in piazza con testimonianze e musica. Alle 18:30 circa è previsto l'intervento del Vescovo Alberto Tanasini, che dialogherà con i presenti, ai quali sarà consegnato il documento che sintetizza le linee guida per la pastorale dei prossimi anni. Alle 19 la Santa Messa in diretta dalla cattedrale. Alle 20 un momento di condivisione e festa nei locali del seminario.
Papa Francesco ha incontrato questa mattina i partecipanti ad un simposio voluto dalle multinazionali dell'energia che si è tenuto in Vaticano. Al centro dell'attenzione la transizione energetica e la cura della casa comune. Nel lungo e articolato intervento Francesco ha invocato che ciascuno si adoperi per una strategia globale di lungo termine che offra sicurezza energetica e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici. La sintesi di Radio Vaticana. 1 miliardo di persone non ha accesso all'elettricità e l'importante denuncia di Papa Francesco nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro sulla transizione energetica e della cura della casa comune, un simposio voluto dalle multinazionali dell'energia che si è tenuto in Vaticano. Nel suo lungo e articolato discorso illuminato dall'enciclica sull'ambiente Laudato Si, Francesco si sofferma sulla modalità con la quale l'uomo in ogni parte del mondo colma la sete di energia, provocando pesanti diseguaglianze, mettendo in serio pericolo l'esistenza degli esseri viventi sulla Terra, arrivando ad avvelenare l'aria. Da qui nasce la sfida di riuscire a garantire l'enorme quantità di energia necessaria per tutti, con modalità di sfruttamento delle risorse che evitino di produrre squilibri ambientali tali da causare un processo di degrado e inquinamento, da cui l'intera umanità di oggi e di domani resterebbe gravemente ferita. Il Papa invoca una strategia globale di lungo termine che offra sicurezza energetica e favorisca la stabilità economica, protegga la salute e l'ambiente, promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici. L'individuazione di un adeguato mix energetico è fondamentale per combattere l'inquinamento, sradicare la povertà e promuovere l'equità sociale. Questi aspetti spesso si rafforzano a vicenda, dal momento che la cooperazione in campo energetico è destinata a incidere sull'allevamento della povertà, sulla promozione dell'inclusione sociale e sulla tutela ambientale. Si tratta di obiettivi per il cui conseguimento è necessario assumere prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture. E sulla fragilità della terra si era soffermato Papa Francesco anche nell'incontro avvenuto ieri in Vaticano con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, tra cui l'italiano Paolo Nespoli. Al pontefice è stata donata una tuta d'astronauta con una mantellina bianca con le ali d'angelo e la scritta Papa Francesco. Lo scorso 26 ottobre il Papa si era collegato via video con l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Durante il colloquio, durato 25 minuti, il Papa aveva posto delle domande agli astronauti che ieri hanno ricambiato di persona la visita a Francesco. Sentiamo le impressioni dell'astronauta Paolo Nespoli. Dallo spazio ti senti terrestre, senti che quella è casa tua e non solo, ne apprezzi la bellezza da un lato ma anche la fragilità dall'altro lato. Ti sembra di vedere questa sfera in equilibrio che potrebbe cadere da un momento all'altro e questa è una visione che tutti dovrebbero avere. Naturalmente io non so cosa potrebbe pensare o immaginare il Papa in orbita, questa è la ragione per cui vorremmo che ci andasse il Papa, così come ci andassero filosofi, scrittori. Secondo me dovrebbero andarci tutti perché ti cambia e sei alla fine un terrestre umano migliore dopo che sei stato nello spazio e sei diventato extraterrestre. Lo spazio non ti dà una risposta, non vai nello spazio e capisci se c'è Dio o non c'è Dio o la percezione di Dio. Semmai lo spazio ti amplifica le tue credenze, quello a cui credi. Vedi anche che alla fine la Terra è un pezzo di terra, non è che gli succeda niente, possiamo bruciare tutto, consumare tutto, il problema è che spariremmo noi, non la Terra. Da lassù è difficile vedere i confini, perché essendo così lontano i confini politici, i confini geografici si vedono male e questa è un'altra delle ragioni che ci dice che dobbiamo lavorare assieme, perché alla fine siamo tutti nella stessa piccola pentola e l'unico confine molto forte che si vede è il confine dell'atmosfera che divide la Terra al resto dell'universo, che è completamente nero e c'è il vuoto. Forse quel confine piccolo e delicato dobbiamo cercare di mantenerlo. Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione dell'Eucarestia nella chiesa dei Padri Oblati di Chiavari. Affidiamoci, ha detto il Vescovo, alla grazia e alla pienezza che sgorgano dal cuore trafitto di Cristo. Lasciamoci riempire interiormente dalla sua pienezza. Ritroviamo il senso della vita interiore.
e la vita nascosta nel cuore. Sia questo un impegno che vogliamo prendere per essere a nostra volta strumenti dell'amore di Dio. E questo è l'impegno che il vescovo diocesano ha chiesto ai fedeli in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù, celebrata nella piccola chiesa dei Padri Oblati a Chiavari. Nella sua tenerezza di papà, ha spiegato Monsignor Tanasini, Dio ci rivela la sua profonda umanità. Il cuore di Cristo diventa la manifestazione concreta, storica, tangibile del cuore di Dio. Dice l'Apostolo Paolo agli Efesini che egli annuncia le impenetrabili ricchezze di Cristo. Impenetrabili proprio ci dà il senso della profondità. Le ricchezze di Cristo sono raccolte nel suo cuore, nella profondità del suo essere, ma di qui sgorgano per noi. Ed è proprio dal cuore trafitto sulla croce di Gesù che nasce il mistero della Chiesa. Da lì si riversa la grazia che Cristo ha riservato per il suo popolo, ha spiegato ancora il Vescovo, quella pienezza di cui ciascuno di noi ha bisogno nella sua vita, soprattutto quando il vuoto sembra prevalere, quando la tristezza e lo scoraggiamento sembrano avere il sopravvento. Ci viene detto dal cuore di Gesù noi attingiamo pienezza, cioè se riusciamo a entrare davvero nel suo mistero, ed è questo che ci viene chiesto questa sera, entrare nel mistero del cuore di Gesù, allora noi entriamo in una pienezza, ne siamo riempiti. Accogliamo questo fiume di amore, accogliamo questo fiume di grazia, accogliamo questa tenerezza di Dio, lasciamoci affascinare dall'amore senza confini di Gesù. Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio a Rapallo per domare un principio di incendio che ha coinvolto un camion dei rifiuti. I pompieri sono intervenuti in Via della Libertà davanti alla sede della Croce Bianca poiché alcuni rifiuti all'interno del cassone del mezzo si erano incendiati. Non si registrano danni. È scattato il tempo del silenzio elettorale a Sestri Levante in vista della consultazione che vedrà la cittadina protagonista della scelta del nuovo sindaco tra i 4 candidati in corsa. Seggi aperti nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23, a seguire le operazioni di spoglio in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Sentiamo. Sono 17.149 i cittadini residenti a Sestri Levante chiamati al voto per eleggere il primo cittadino. Gli 8.109 elettori maschi e le 9.040 elettrici potranno recarsi ai seggi allestiti nelle 23 sezioni cittadine nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. Sono 4 i candidati in lizza sostenuti da 12 liste elettorali per un totale di 190 consiglieri. L'elettore riceverà dal presidente del seggio la scheda elettorale di colore blu con i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco saranno riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Per Sestri Levante i nomi, secondo l'ordine di estrazione, sono 4. Valentina Ghio, sostenuta da 5 liste, Viviamo Sestri, Sestri al centro con Calabrò, Cristiani Riformisti, Sinistra in Comune e Valentina Ghio sindaco. Denise Baldi con l'unica lista collegata Potere al Popolo. Fabio Sturla per il Movimento 5 Stelle, Giampaolo Benedetti con le sue 5 liste in appoggio, Futuro Migliore, Se Gesta Domani, Lega Liguria, Riprenditi Sestri e Giampaolo Benedetti sindaco. Sono 4 i modi in cui l'elettore può esprimere il proprio voto. Per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno, il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata, il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno, il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso, cosiddetto disgiunto, si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata. L'elettore ha la possibilità inoltre di manifestare non più di 2 voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno
assegno di lista i nominativi, solo il cognome o in caso di omonimia il cognome e il nome e ove occorra luogo e data di nascita dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che nel caso di espressione di due preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Essendo Seste Levante un comune con più di 15.000 abitanti è previsto il ballottaggio in caso nessuno dei candidati sindaco abbia superato al primo turno il 50% più uno dei voti. In questo caso il ballottaggio si svolgerà il 24 giugno tra i due candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. E Seste Levante è protagonista in questo fine settimana non solo per le elezioni amministrative ma anche per il premio Andersen. Questa mattina la cerimonia di premiazione della 51esima edizione del premio letterario che ha visto vincitrice tra la sezione adulti Carla Oretta Rampini con il racconto Un amore infinito che celebra l'amore capace di superare anche le rigide regole della matematica. Alessandro Pasqualetti e Sofia Delle Mandelli per la sezione bambini con la fiaba La valigia magica. Li abbiamo intervistati. È una favola, a me piace molto, cioè non amo molto il fantasy o le magie o le cose. È una favola che parte da una regola geometrica, infatti è sulle rette parallele. Mi piace molto partire da spunti scientifici e su questo creare delle favole. La mia favola è brevissima, si innamorano nel paese di geometria e vorrebbero toccarsi, vorrebbero potersi abbracciare, però le rette parallele come si sa non si incontrano mai. Allora viene loro in aiuto la signora prospettiva e gli dice di avere fiducia e di proseguire e loro vanno avanti all'infinito finché alla fine si toccano in un punto di fuga comune. Queste sono semplicemente le regole della prospettiva, però spiegate in forma fantastica. E lei di cosa si occupa nella vita? Io sono essenzialmente una mamma e una nonna, però sono laureata in architettura, anche se ho fatto poche cose in architettura e mi piace molto, poi faccio volontariato. E qual è stato il tuo elaborato? Ho pensato all'antagonista e ho collaborato un po' anche per pensare insieme a Alex alla politica della pace e queste cose qui. Qual è la parte che ti è piaciuta di più? Quando abbiamo pensato quando il bambino fuggiva nella valigia. E come ti senti ad aver vinto questo premio? Molto felice. Che cosa avete fatto per il premio Andersen? Abbiamo scritto una storia. E di che cosa parla? Di una valigia magica. E poi cosa succede? Che c'è un principe che si trasforma in un trollera. Gigante. In un gigante. Gigante. E poi come va a finire? Finisce che si fa la politica della pace e si sconfigge il troll gigante. Questa mattina nella sede della Lega Navale di Chiavari si è svolta la premiazione dei disegni relativi al concorso Gente di Mare, l'iniziativa che si è svolta il 16 maggio scorso al porto di Chiavari. Alla manifestazione di educazione ambientale hanno partecipato le classi quarte del territorio. I ragazzi sono stati premiati per i loro elaborati. Un riconoscimento anche agli studenti dell'Istituto Caboto per l'aiuto durante la giornata. A consegnare i premi che consisteranno in corsi di vela e di canottaggio, uscite in mare, gadget vari, il presidente della Lega Navale di Chiavari Lavagna Umberto Verne insieme ai rappresentanti di Comune di Marina Chiavari. Sfilata al Circolo L'Aquila al termine della stagione dei corsi, l'iniziativa si è rinnovata oggi pomeriggio a conclusione anche della mostra degli elaborati realizzati durante i corsi del Circolo Amici della Madonnina. Oltre alla tradizionale evento sono stati consegnati 2 riconoscimenti per l'impegno nelle attività di volontariato a Suor Adalgisa Truffelli e Duilio Citi. Come nasce il gruppo Amici della Madonnina e che funzione ha? Ma nasce da un incontro fatto con Loreno Costa
negli ultimi mesi dell'anno scorso, dove lui su una domanda mi dice: ma noi siamo un gruppo che abbiamo fatto questo recupero di quest'angolo della mandolina del Lido, vorremmo fare qualcosa di attività sociale, sarà possibile collaborare. Ne abbiamo fatto un rapido confronto nel direttivo del circolo e da lì è nata la disponibilità a collaborare e inserire una nuova attività rivolta al sociale per il Chiavarese e tutto il territorio della nostra zona. Da lì poi è nata insieme l'idea di creare, a partire da quest'anno, un piccolo premio, una piccola targa di riconoscimento a chi nel mondo del chiavarese del volontariato sociale si fosse impegnato in modo particolare anche negli anni precedenti o nell'anno in corso, eccetera. Oggi abbiamo voluto fare un riconoscimento a una persona, Sora D'Agisa Trofelli, per il suo impegno sulla scuola infermieri, e poi al professor Duilio Citi per quanto riguarda il discorso cultura, storia del territorio e quant'altro, anche perché noi ci sentiamo legati molto al nostro territorio. Ringrazio EACLI che hanno avuto questa attenzione per quello l'attenzione che hanno avuto per me. Non meritavo tanto, comunque di tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto e ringrazio loro che sono stati così gentili di voler riconoscere la mia attività sia della mia presenza a Chiavari in tutti questi anni. Ma per me è stata una grande sorpresa, una grande emozione, perché quando ho saputo che c'era anche Suora D'Agisa, come dicevo prima, mi sono sentito fortemente imbarazzato, perché ho detto: ma come? Con tutto quello che ha fatto lei, io per i malati, a parte quelli di famiglia, non ho mai fatto quasi niente, no? Poi mi è venuto in mente che il servizio agli altri dipende anche un servizio culturale, soprattutto quando tu ti entusiasmi di una cosa, sei contento se la fai conoscere anche lì. A 3 anni dal 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, la Val Fontanabuona riscopre a Neirone i luoghi citati dal sommo poeta. In questa località si trovano i ruderi dell'antico borgo di Siestri, citato nel XIX cantico del Purgatorio, in cui si racconta l'incontro con Papa Adriano V dei Fieschi. Cominciando la terzina con "Intra Siestri e Chiavari s'adima una fiumana bella". Così il sommo poeta definì il fiume Entella. Per il recupero della località il Ministero dei Beni Culturali ha stanziato un finanziamento di 145.000 euro. In mattinata, su iniziativa del Comune di Neirone, è stato presentato il sito dei ruderi di Siestri, che comprende anche il ponte di Dante. Quella di Neirone è stata un'anteprima della serata Dante Fiumana Bella, in programma al Parco Renzi a Chiavari, sulla sponda destra dell'Entella, sabato 23 giugno alle ore 21. È stata inaugurata alla Società Operaia Mutuo Soccorso di Rupinaro a Chiavari la mostra pittorica di Cecilia Marini. In esposizione dipinti acrilici focalizzati sul mare e i fiori di Chiavari. Le offerte raccolte saranno devolute al Comitato Assistenza Malati Tigullio. Sono una pittrice per passione, perché sono marico-nucleare che lavora a San Martino, quindi lo faccio nel weekend o la sera. Mi piace molto il mare, e da quando vivo a Chiavari ancora di più, e i colori del mare, e cerco di esprimerli con i miei quadri, con i miei colori acrilici, e mi piacciono molto anche i colori dei fiori. Trovo che i colori tirino su di morale chiunque, e quindi faccio anche foto di fiori o foto digitalmente modificate di fiori su tela, e spero di continuare a fare questa parte artistica di me stessa, che è iniziata da poco, ma che spero abbia un futuro. Quanto ti aiuta all'interno della vita quotidiana comunque avere una passione così da coltivare? Tantissimo, in tranquillità, è molto rilassante quando uno è stanco e la sera ha lavorato tanto. Io ho 4 figli e ho una vita abbastanza intensa, però dipingere un quadro la sera oppure una domenica pomeriggio mi rilassa moltissimo, e i colori dicono che fanno andare via la depressione. Come hai iniziato a dipingere? Ho iniziato a dipingere dopo che ho iniziato a fotografare.
Prima ho iniziato a fotografare, poi a modificare le foto con Adobe Photoshop, poi a pubblicare le foto e poi ho incominciato a dipingere con gli acrilici. L'idea di organizzare una mostra non è stata tanto per far vedere i miei quadri, perché i miei amici li vedono sia in ospedale che a casa mia, ma di poter fare qualcosa che potesse aiutare qualche comitato di beneficenza, e a Chiavari chiaramente ho pensato al signor Mordini e all'Associazione Malati del Tiguglio. Ed è stato inaugurato oggi il restaurato campo da tennis a Zoagli. Vediamo la notizia pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. Il campo, come detto, è stato recentemente ristrutturato e ripristinato, una struttura sportiva di cui potranno beneficiare sia sportivi sia turisti che frequentano la località tigullina in estate. L'opera è stata finanziata tramite il bando del credito sportivo 2015. I lavori che riguardano gli spogliatoi sono stati realizzati nella parte adiacente alla collina retrostante e completamente rivestiti in pietra, risultando in tal modo integrati ed assimilati all'interno del paesaggio circostante. È stata inoltre prevista la posa in opera del nuovo manto da gioco in erba sintetica, delle recinzioni e di un'adeguata illuminazione a LED. Il gestore del campo sportivo è Mario Costa. In occasione dell'inaugurazione si è svolta anche una esibizione tennistica. Stiamo vedendo una foto. Ora sfogliamo l'agenda degli appuntamenti per domani e i prossimi giorni insieme a Giacomo Rizzi, poi ci ritroviamo con tutte le notizie sportive. Appuntamenti in agenda per domenica 10 giugno. Mercatino dell'antiquariato a Chiavari, dalle 8 alle 20 in via Martiri della Liberazione. L'associazione culturale Il Piffero organizza una giornata dedicata al rispetto e alla conservazione dell'acqua. Appuntamento alle 9 al Ponte Vecchio di Lavagna. In via del Pino, nella sala Livellara, dalle 9:30 alle 12 si riunisce il Circolo Culturale Filatelico e Numismatico Chiavarese. A Eleudi di Carrasco si svolgerà l'evento Liguria nel cuore. Dalle 17:30 concerto del complesso musicale Il Santo Stefano d'Aveto, esibizione del Sestiere di Lavagna e infine spettacolo comico dei Pirati dei Caruggi. 2 appuntamenti musicali nella Baia del Silenzio il Sesti Levante per il Festival Andersen. Alle 19:15 Mirna Cassis and the Exile Band si esibiscono con musica di genere arabo e lirico. Alle 21:30 il concerto pianistico di Michael Nyman. Il Corpo Bandistico Città di Rapallo organizza il saggio degli allievi della scuola di musica. Alle 20:45 al Teatro delle Clarisse. E infine il gruppo musicale Mandillà presenta uno spettacolo di canzoni e musiche tradizionali liguri, alle 21 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari. Appuntamenti per lunedì 11 giugno. Inizia la settimana dei saggi dell'Artemis Levante. Alle 17:30 nell'Istituto Gianelli di Rapallo gli alunni di terza elementare mettono in scena lo spettacolo Storie dell'altro mondo. E apriamo ora la pagina sportiva iniziando dalla pallanuoto e purtroppo non c'è una buona notizia per quanto riguarda la gara 1 dei play-out salvezza del campionato di Serie A2 che vedeva protagonista la Chiavari Nuoto di un match contro la TRT Group Arechi nella piscina La Vera di Chiavari. La partita è finita 11-5 per gli ospiti, la formazione verde-blu è sempre stata in svantaggio, questi i parziali 0-2, 0-1, 2-3 e 3-5. I chiavaresi sono entrati in partita solo dopo il terzo tempo, forse per la troppa carica emotiva e pertanto il risultato è andato via via consolidandosi nel corso della gara. Ora le speranze di salvezza e permanenza quindi nella Serie A2 sono affidate alla gara 2 dei play-out che si disputerà a Salerno sabato prossimo. Missione compiuta invece per la Chiavari Scherma che nelle gare di squadra della specialità spada femminile a Milano si è classificata al 7° posto assoluto, mantenendo pertanto la permanenza nel campionato di massima serie A1 anche per la prossima stagione agonistica 2018-2019. Brava tutte e 4 le ragazze della squadra che vediamo in questa foto: Andrea Vittoria Rizzi, Alice Cassano, Giulia Navazzotti e Alessia Aguilar, che dopo la prima fase a girone
stagione conclusa con 2 sconfitte contro Terni e contro la squadra dell'Aeronautica Militare. Hanno battuto nel derby ligure contro la Cesare Pompilio Genova per 30-21, entrando all'8° posto del tabellone successivo alle dirette. Quindi complimenti alle ragazze della Chiavari Scherma. E si conclude così questa edizione del telegiornale. L'informazione di Telepace ritorna lunedì a partire dalle 7:30 con il Buongiorno condotto da Marco Revello, una puntata speciale post-elettorale in cui probabilmente si daranno i risultati definitivi dello scrutinio del voto a Sestri Levante, ma già da domani sera dalle ore 23 saremo in diretta su questa rete per vedere a mano le operazioni di spoglio e annunciare, dare le prime anteprime sulla prospettiva, sulle proiezioni del voto dei sestresi. Ancora prima, domani pomeriggio alle 17:30, però saremo in diretta dalla piazza di Nostra Signora dell'Orto per festeggiare insieme la grande assemblea diocesana che conclude il cammino sinodale, l'intervento del Vescovo per le linee guida per la pastorale in diocesi dei prossimi anni e poi la celebrazione dell'Eucaristia a partire dalle ore 19. Quindi sarà un lungo pomeriggio di diretta e quello di domani di Telepace in cui ci ritroveremo ancora insieme. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica.